Oggi l'Istituto Levi Montalcini, il Plesso Manhattan, il Villaggio Peruzzo ha voluto ricordare San Giuseppe, una festa importante anche perché rappresenta la festa del papà. Sì, è una delle tante iniziative che facciamo nella nostra scuola. Questa mattina i ragazzi del Plesso Margheritacchi hanno voluto, assieme a tutto il corpo docente e personale ATA, celebrare questa festa che rappresenta la festa del papà, di tutti i papà, ma soprattutto è un momento di condivisione, di unione, di gioia, e in questo anche un rapporto sinergico con tutti gli altri enti formativi che ci sopportano e che soprattutto, diciamo, in un momento così di crescita per i nostri alunni. Oggi è la festa di San Giuseppe, una festa importante per il mondo della religione, ma anche perché è la festa del papà. È la festa del papà perché San Giuseppe, scelto da Dio per essere padre putativo del figlio di Dio, nato dalla Vergine Maria, ha vissuto la sua paternità in pienezza accompagnando Gesù nella sua crescita, dalla nascita fino a quando incomincia a crescere, e ha insegnato a lui i primi passi della vita. Quello che i genitori dovrebbero sempre fare fanno, con sacrificio, con sforzo, con impegno e attenzione. Quello che San Giuseppe ha fatto, infatti lo chiamiamo padre, questo custode che ha saputo custodire, vigilare su Gesù, che è la parola che si è fatta carne. È bello che oggi i ragazzi possono vivere questo momento ricordando questa festa, no? È bello perché si mette al centro il ruolo di un padre che ha generato, e un padre che poi deve sempre ricordare che ci sono dei figli verso i quali rivolgere un'attenzione e dedicare tempo, non lo scarto del tempo, ma il tempo della vita. San Giuseppe è proprio la figura centrale della tradizione cristiana, è il patrono dei lavoratori, quindi noi lo ricorderemo poi anche il 1° maggio, ma questa festa è molto importante anche perché ci dà la possibilità di coinvolgere i ragazzi, far conoscere le tradizioni che ormai purtroppo si stanno perdendo. Quindi abbiamo la fattiva collaborazione dei genitori. I genitori, come vedete anche dalle immagini, hanno preparato tante pietanze tipiche, dolci tipici, le zeppole, farcite con crema, le frittate, quindi ecco, si sono proprio sbizzarrite. Dobbiamo dire un grazie di cuore anche al nostro dirigente che ci dà l'opportunità di organizzare questa festa. Questo è già il 2° anno in cui si organizza e veramente siamo molto contenti e soddisfatti. Tra l'altro avremo anche i nostri ragazzi, perché la nostra è una scuola di indirizzo musicale, ragazzi di Margherita, che si esibiranno con varie performance. Faremo anche una breve drammatizzazione proprio sulle nozze di San Giuseppe e Maria, anche se non sono riportate nel Vangelo. Abbiamo voluto fare con i ragazzi delle ricerche, quindi i Vangeli apocrifi, e capire un po' perché è stato scelto Giuseppe per Maria.